cercando insomma, di ricondurli alla ragionevolezza. Sono comunque dei lavoratori dei consorzi del bacino delle province di Napoli e Caserta che scrivono con la speranza in realtà di consegnare nelle mani di qualche personaggio politico queste parole. Sono 16 mesi, scrivono, io poi non posso che leggere senza poter verificare in realtà nulla, insomma 16 mesi che non ricevono lo stipendio, recandosi tutti i giorni al lavoro insieme ad altri lavoratori. Dice che sono 800 persone, chiedono un intervento presso il governo centrale, locale della regione. Nei giorni scorsi dicono che è stata approvata una legge riguardo le riqualificazioni di questi lavoratori, ma ci dicono che se tutto va bene se ne parla fra 6 mesi, e come si fa ad andare avanti per 6 mesi? Tra questi 800 lavoratori ci sono stati, dicono loro, 3 suicidi e la situazione finanziaria e economica sta portando via addirittura le case per chi le possiede. Dopo tanti tentativi fatti, dice, mi scuso con tutti voi di questo spiacevole intervento, ma la disperazione è tanto sino ad arrivare a pensare di farla finita, perché ci si sente inutili per le proprie famiglie e per non riuscire ad andare avanti. Siamo alla disperazione e vi chiediamo di restituirci la nostra dignità. Io non so se questa lettura riesca a svolgere sino in fondo